Eder. Mech. Pallister. Liliana Resinovic, sacchi neri, cordino e nuovi esami. Audio fantasma, testimoni tardivi e la guerra delle perizie. L'ultima fase del caso di Liliana Resinovic è un incrocio di oggetti, voci e perizie che continuano a stratificarsi. Da una parte ci sono i sacchi neri, diventati il simbolo stesso del mistero. Dall'altra il cordino con cui la donna è stata legata, indicato come il vero punto che fa a pezzi l'ipotesi del suicidio. In mezzo un file audio che l'unico indagato cerca di consegnare in questura, nuove interviste televisive, dichiarazioni di avvocati e consulenti e una famiglia che chiede di smettere di inseguire suggestioni e di concentrarsi una volta per tutte sui reperti davvero decisivi. Tutto parte da un episodio che per anni è rimasto nel cassetto. L'ex titolare della pizzeria Delfino in via Nordio, Alfonso Buonocore, racconta di aver ricevuto, settimane prima della scomparsa, una richiesta molto particolare da parte di Liliana. Secondo la sua versione, la donna si sarebbe presentata da lui per chiedere 2 grossi sacchi neri, non un semplice pacco di sacchetti qualunque, ma sacchi capienti e robusti. E soprattutto, sempre secondo il testimone, Liliana gli avrebbe chiesto di non parlarne con nessuno, nemmeno con il marito. Questa frase, alla luce di quanto accadrà dopo, pesa enormemente. Il 5 gennaio 2022 il corpo di Liliana viene trovato nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni a Trieste, avvolto in 2 grandi sacchi neri e con la testa inserita in 2 sacchetti più piccoli, stretti da un cordino. Viene inizialmente ipotizzato un gesto volontario. La procura chiede l'archiviazione per suicidio. La famiglia si oppone. Oggi il fascicolo è formalmente per omicidio con un unico indagato, il marito Sebastiano Visintin, che continua a proclamarsi innocente. Secondo il racconto ricostruito dalle cronache, qualche giorno fa Buonocore si presenta a casa di Sebastiano. Suona il campanello ed esordisce con una frase che già da sola basterebbe a gelare chiunque. Dice che deve raccontargli qualcosa di importante su sua moglie. In quella conversazione, avvenuta in casa, Buonocore racconta al marito di Liliana l'episodio dei sacchi neri. Dice di essere stato lui a consegnare quei 2 sacchi alla donna su sua richiesta e ribadisce che lei gli avrebbe chiesto di mantenere il segreto. Visintin, colto di sorpresa da una rivelazione che arriva a quasi 4 anni dai fatti, decide di registrare tutto con il proprio cellulare. Da lì si arriva alla scena in questura. All'uscita dagli uffici, i giornalisti lo avvicinano. Sebastiano, unico indagato per l'omicidio della moglie, si definisce infreddolito, ferito e confuso. È appena stato dentro per cercare di consegnare quella registrazione, il file che contiene le parole dell'ex pizzaiolo. Il paradosso è che, nonostante il clamore mediatico, l'audio non risulta ancora formalmente acquisito dall'autorità giudiziaria. Esiste, viene citato dai giornali e rilanciato sui social, ma nel fascicolo al momento non viene certificato un ingresso ufficiale con relativa perizia fonica. La procura, interpellata, mantiene il profilo più basso possibile. Nessun commento, se non la formula di rito secondo cui è in corso un'indagine e non si può dire nulla. Nessun dettaglio su tempi, modalità di acquisizione del file, eventuali accertamenti già disposti. Il risultato è un silenzio istituzionale proprio su un elemento che, almeno sul piano narrativo, sembra esplosivo. Nel frattempo, sull'altro fronte, Buonocore, contattato dai cronisti, sceglie la chiusura totale. A chi gli chiede ulteriori chiarimenti, risponde che non ha nulla da dire e chiede di essere lasciato in pace. È un copione già visto nel caso Resinovic. Testimoni che si accendono all'improvviso, fanno emergere dettagli rimasti in ombra per anni, poi si rinchiudono dietro un non voglio parlare, mentre le loro parole rimbalzano sulle prime pagine. A prendere posizione è anche l'avvocata Federica Obizzi, che rappresenta la famiglia di Liliana. Chiede più rispetto per le autorità e fa notare un pattern preciso. È la 3ª volta che dichiarazioni spontanee di questo peso vengono registrate e diffuse dai media prima che dagli inquirenti. Ricorda il caso del tecnico dell'obitorio che solo nel maggio di quest'anno ha dichiarato di aver rotto lui la vertebra T2 del corpo della donna durante l'autopsia, e ora il filone dei sacchi neri. Una sequenza di rivelazioni tardive che, agli occhi della famiglia, mina la percezione di ordine e linearità delle indagini. Il fratello di Liliana, Sergio, in questa fase preferisce non esporsi. Ai cronisti dice di non avere nulla da dichiarare, aggiunge che non crede più a niente e chiede di essere lasciato in pace.
È un atteggiamento che riflette una stanchezza comprensibile, dopo anni in cui ogni nuovo tassello viene presentato come potenzialmente risolutivo e poi si perde nel labirinto di perizie, memorie e scontri tra consulenti. Sul piano strettamente tecnico, però, la parte civile sposta l'attenzione altrove. Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovic, è chiarissimo. Il problema che rende insostenibile l'ipotesi del suicidio non sono i sacchi neri, anche perché quei sacchi risultano privi di qualsiasi impronta riconducibile a Liliana, ma il cordino. È quel cordino, usato per stringere i sacchetti intorno alla testa e inserito nel sistema di legature che immobilizzano il corpo, a essere definito reperto cruciale, mai spiegato in modo convincente. Gentile ricorda anche che è stato lo stesso dottor Barisani, medico legale e consulente della difesa di Visintin, a mettere per primo nero su bianco che Liliana è stata picchiata prima di morire. Questo fatto sposta già il baricentro fuori dalla narrazione del gesto volontario. Non si tratta più solo di capire se una persona depressa possa essersi tolta la vita, ma di integrare nel quadro lesioni compatibili con un'aggressione. Per il legale di Sergio, l'opinione pubblica rischia di farsi ipnotizzare da dettagli suggestivi, come la storia dei sacchi, del pizzaiolo e del carabiniere fantasma, perdendo di vista ciò che davvero disarticola il suicidio. La messa in scena costruita sul corpo di Liliana, le modalità di legatura, il cordino, il luogo del ritrovamento. Sono questi, ribadisce, gli elementi che raccontano che qualcuno ha portato il corpo in quel boschetto e lo ha sistemato in un certo modo per far credere a un gesto autolesivo. Già nei giorni scorsi lo stesso Gentile aveva dichiarato che la verità e il nome dell'assassino sarebbero già nelle carte e che serve solo la determinazione per valorizzare fino in fondo alcuni reperti chiave. In questo elenco inserisce proprio il cordino e i video girati con la GoPro il 14 dicembre, su cui in passato erano stati sollevati dubbi di completezza e continuità. Secondo la parte civile sono proprio questi materiali, più che la storia dei sacchi, a indicare la regia di chi ha organizzato la messa in scena. A complicare e arricchire il quadro interviene ora anche la voce di Marina Baldi, genetista forense e consulente della nipote di Liliana, Veronica. In una recente intervista Baldi dice apertamente di non credere al suicidio e ripercorre la storia delle perizie sul caso. Da un lato c'era la prima perizia che concludeva per il gesto volontario, dall'altro la seconda, firmata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che ha individuato elementi compatibili con l'intervento di terzi. Baldi spiega di non essere mai stata convinta della prima perizia, perché già allora vedeva troppi segni deponenti per un omicidio. Dice di condividere le conclusioni di fondo della Cattaneo, pur mantenendo qualche riserva sulla parte più discussa, cioè la conservazione del corpo. Il cadavere di Liliana, trovato 22 giorni dopo la scomparsa, non presentava il grado di deterioramento che ci si aspetterebbe da un corpo rimasto all'aperto per tutto quel tempo. Nessun morso di animali e condizioni del tessuto corporeo particolari. Proprio su questo punto è in corso, negli Stati Uniti, un esperimento comparativo per capire se specifiche condizioni microambientali possano avere rallentato la decomposizione. La genetista entra poi nel merito dei nuovi accertamenti disposti dal giudice nell'ambito dell'incidente probatorio. Vengono analizzati abiti, sacchi, scarpe, cordino e altri reperti. Non solo materiali mai esaminati, ma anche oggetti già studiati in passato che oggi vengono rivisitati con tecniche aggiornate. Fra questi, Baldi cita proprio il cordino che stringeva i sacchetti sulla testa di Liliana. In precedenti analisi era emersa una debole traccia di cromosoma Y non attribuibile. Secondo la genetista, purtroppo il reperto risulta contaminato, anche perché il cordino fu tagliato sul posto per aprire i sacchetti e identificare il corpo, mescolandosi ai liquami cadaverici e compromettendo la pulizia del campione. Baldi avverte che non bisogna farsi illusioni facili. Se dalle nuove analisi dovesse emergere il profilo genetico del marito, questo da solo avrebbe poco valore, dato che i due vivevano insieme e sarebbe normale trovare sue tracce su molti oggetti. Ciò che conta è capire se eventuali profili genetici potranno essere contestualizzati rispetto a un'azione omicidiaria. Una cosa però la genetista la ribadisce con chiarezza. Sui sacchi non c'erano tracce di Liliana. Dal punto di vista di Baldi, questo è uno degli elementi che rende improbabile il suicidio.
Se Liliana avesse organizzato tutto da sola, avrebbe dovuto maneggiare in modo esteso quei sacchi, infilarli, sistemarli e chiuderli. Il fatto che risultino puliti rafforza, a suo avviso, la lettura già proposta dalla Cattaneo. Una donna picchiata e poi uccisa, probabilmente per strangolamento, con successiva messa in scena del corpo dentro i sacchi. Interessante anche la lettura di Baldi sulla storia dei 2 sacchi neri richiesti al ristoratore. Pur tenendo conto del clamore, la genetista invita a ridimensionare questo dettaglio. Ricorda che tutti compriamo sacchi per l'immondizia e che non si può automaticamente trasformare questa spesa in un indizio di colpevolezza o di premeditazione. Dice che è assurdo pensare che da sola questa circostanza possa implicare altro e che su queste cose serve serietà. In altre parole, la vera sostanza probatoria non sta tanto nella suggestione narrativa dei sacchi chiesti qualche settimana prima, quanto nelle analisi scientifiche sui reperti e nella coerenza complessiva della messa in scena. Sul possibile movente e contesto del delitto, Baldi condivide l'idea di Gentile di un delitto di prossimità, un omicidio legato a motivazioni forti, interne alla sfera delle relazioni della vittima. Precisa però che questo non significa puntare il dito contro qualcuno in particolare, perché ogni persona è innocente fino a sentenza definitiva. Sottolinea tuttavia che alcune figure destano, per forza di cose, legittime perplessità, e chiude su un punto che in controluce è una risposta a quanti sostengono che ormai sia troppo tardi per capire. Esistono casi come quello dell'Olgiata risolti dopo decenni. Le vittime, dice, hanno diritto ad avere giustizia, mentre Sacchi, Cordino, Audio e perizie si incastrano. Il rischio è che il dibattito pubblico continui a oscillare tra 2 estremi. Da un lato l'ossessione per il dettaglio narrativamente più forte, come il pizzaiolo che parla dopo anni, l'audio esclusivo e il mistero dei sacchi richiesti in vita. Dall'altro il tecnicismo quasi inaccessibile delle analisi medico-legali e genetiche. Nel mezzo, un dato semplice. Il corpo di Liliana è stato trovato in una posizione e in una condizione che molti esperti non riescono a conciliare con un suicidio. Il cordino e l'assenza di tracce della vittima sui sacchi, più delle frasi tardive dei testimoni, restano i punti che tagliano in 2 la storia. Che questo mosaico porti davvero a una verità processuale chiara dipenderà da come verranno usati questi elementi. Se l'audio finirà davvero agli atti, se le nuove perizie su Cordino e Sacchi saranno lette con coraggio, se ai testimoni tardivi verrà dato il peso che meritano, né di più né di meno. Fino ad allora, Sacchi Neri, Cordino e Audio Fantasma continueranno a essere il triangolo dentro cui si gioca una delle vicende più discusse e dolorose degli ultimi anni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.